Sono quasi 1700 le domande per partecipare ad un bando per la formazione di personale arrivate alla società Veritas, la ditta che gestisce i servizi di igiene urbana in diversi comuni del Veneto, che è alla ricerca di operatori ecologici da impiegare in quelle amministrazioni per far fronte al turnover del personale su cui quest'anno peserà anche l'effetto dei pensionamenti con la finestra di quota 100. Le domande per candidarsi ad un posto come operatore ecologico termineranno il 31 agosto e dunque si prevede che aumenteranno negli ultimi giorni del mese. La richiesta di partecipare al bando, secondo lei, è dovuta a una mancanza di lavoro, principalmente? Ma è dovuta probabilmente a tanti fattori, forse anche alla mancanza di lavoro, probabilmente anche al fatto che Veritas viene recepita come una società affidabile e seria e che quindi un posto di lavoro a Veritas è un lavoro oltre che probabilmente sicuro e anche in un'azienda prestigiosa. Della possibilità di partecipare al bando di operatore ecologico abbiamo chiesto anche per strada cosa ne pensa la gente. Tu faresti domanda? No, ma perché non ho tempo più che altro. Al momento no, mi dispiace. La stessa cosa sua, anche io sono molto preso anche io dagli esami. Ma consiglieresti a qualche amico tuo di fare il concorso per diventare operatore ecologico? Non lo so, penso che se un mio amico voglia fare l'operatore ecologico, penso si informerebbe lui, cioè, anche perché non saprei cosa consigliargli. Io sono professore universitario e sono aperto a tutto, penso che tutti noi dovremmo provare a fare diversi mestieri per capire appunto come la pensano i vari operatori, e qualunque mestiere è un mestiere dignitoso e onorevole. Faresti la domanda? Oppure consiglieresti? Se non avessi lavoro sicuramente, quindi consiglio a tutti quelli che non hanno lavoro di presentarsi, soprattutto i giovani, ma anche no, dipende da chi è aperto, dipende se ci sono limiti di età, dipende da tantissime cose, comunque mi presenterei senz'altro.